che porterà al rianimamento dei comuni, occorre mettere in campo tutti gli strumenti necessari affinché le società partecipanti possano risollevarsi. Difatti, nel caso della multiservizi, si procederà ad una rimodulazione dei servizi ad essa affidati e ad una serie di interventi per favorire il mantenimento del livello occupazionale. Di fronte a questo quadro, che presenta delle evidenti criticità, abbiamo scelto di accedere al piano di riequilibrio, al fine di consentire all'ente di evitare decisioni ben più drastiche e di uscire dalla condizione di squilibrio finanziario esistente. L'amministrazione comunale compie in tal modo una scelta di grande responsabilità, ponendo le basi per scongiurare ogni possibile ipotesi di dissesto. Essi infatti, per una gestione commissariale esterna, limiterebbe fortemente l'autonomia del comune, ingessando il bilancio e paralizzando ogni attività per ben 5 anni. Questo piano di riequilibrio, di fatto, oltre alla possibilità di distribuire il risanamento del debito in 10 anni, ci permette di uscire da questa gabbia, potendo dunque intervenire con successivi interventi migliorativi nel corso degli anni. Non intendiamo sottacere nulla, le difficoltà ci sono ed anche gravi. Noi abbiamo deciso di metterle sul tappeto per affrontarle, risolverle, senza perdere mai di vista l'interesse collettivo, senza ridurre i servizi essenziali ai cittadini, soprattutto quelli in ambiente. Con l'adesione al decreto Salva Comuni ci assumiamo ancora una volta una grande responsabilità ed operiamo una scelta di chiarezza, di verità e di opportunità. Cominciamo a percorrere una strada importante. La sofferenza finanziaria è un problema endemico di questo come di molti altri comuni. La mole dei debiti fuori bilancio è considerevole, è vero. Il nostro tuttavia è un piano di riequilibrio credibile e che nei limiti del possibile cerca di limitare ricadute sui cittadini. Mi preme per questo ringraziare i funzionari che in questi ultimi mesi hanno lavorato instancabilmente con grande impegno per giungere alla definizione di un efficace piano di riequilibrio pluriennale. Difatti basta pensare che la quantità di residui attivi eliminati ammonta a circa 5 milioni di euro. Testimonianza questa di grande trasparenza contabile mai fatta prima. Ora ci aspettiamo da questo Consiglio non più l'affannata ricerca dei responsabili di tale stato di cose. Ora più che mai occorre offrire un contributo concreto e valido, capace di dare una significativa risoluzione ai problemi che affliggono l'ente. Non è tempo di denuncia né di polemiche infruttuose. Il centro-sinistra che governa la città non si è mai risparmiato e oggi rinnova responsabilmente il suo impegno, assumendo l'onere di dare un nuovo corso all'ente che possa essere capace di tracciare la strada del risanamento economico e della ripresa della nostra città. Grazie.